Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi osserviamo un dipinto capace di trasformare un piccolo episodio quotidiano in un racconto di straordinaria intensità. Chiusi fuori di scuola, realizzato da Emilio Longoni. Davanti a noi ci sono due bambine, raffigurate a grandezza naturale. Si chiamano Maria e Centa Rossi e sono le figlie della donna che si occupava della biancheria del pittore. Le due sorelle sono arrivate tardi e hanno trovato la porta della scuola ormai chiusa. Il titolo dell'opera ci consegna quindi una situazione molto semplice, quasi un piccolo incidente della vita di ogni giorno. Ma Emilio Longoni riesce a trasformarla in una profonda indagine sulle emozioni e sul diverso modo in cui l'infanzia affronta le responsabilità. Guardiamo innanzitutto la bambina più piccola. Il suo volto è illuminato da un sorriso dolcissimo e gli occhi sembrano pieni di gioia. Non comprende ancora le possibili conseguenze del ritardo. Per lei, essere rimasta fuori dalla scuola significa probabilmente aver evitato una mattina di lezioni e avere davanti un momento inatteso di libertà. La sua espressione è spontanea e inconsapevole, non c'è paura e non c'è preoccupazione, esiste soltanto la felicità immediata di chi vive ancora pienamente nel presente. La sorella maggiore, invece, reagisce in modo completamente diverso. Sul suo volto non troviamo alcun sorriso. L'espressione è seria e preoccupata, perché lei comincia già a conoscere il peso delle regole e delle conseguenze. Sa che qualcuno potrebbe rimproverarle, che dovrà spiegare il ritardo e che forse sarà ritenuta responsabile anche della sorellina. Le due bambine condividono lo stesso spazio e la stessa situazione, ma sembrano vivere due esperienze opposte. La più piccola vede un'occasione di libertà, la più grande avverte la nascita di un problema. È proprio questo contrasto psicologico a rendere l'opera così coinvolgente. Emilio Longoni non ha bisogno di rappresentare la scuola, l'insegnante o il momento in cui la porta è stata chiusa. Tutto ciò è accaduto e ciò che potrebbe accadere dopo è già scritto sui volti delle due sorelle. Osserviamo anche il cestino che compare nella scena. Secondo la tradizione, sarebbe lo stesso utilizzato dalla loro madre per portare al pittore qualche genere alimentare durante i suoi periodi di difficoltà economica. Un oggetto umile e quotidiano diventa così una traccia concreta del rapporto tra Longoni e la famiglia delle bambine. Quest'opera segna un momento importante nel percorso dell'artista. Con essa Longoni comincia a rivolgere lo sguardo verso temi più apertamente sociali e verso l'umanità reale, lontana dalle rappresentazioni idealizzate. Le protagoniste non sono figure simboliche o personaggi immaginari, sono due bambine realmente esistite, osservate con partecipazione e restituite con grande verità. Prima di allontanarci dal dipinto, guardiamo ancora una volta i loro occhi. In quello della più piccola troviamo la leggerezza dell'infanzia. In quello della maggiore riconosciamo il primo affacciarsi delle responsabilità. Tra i due volti sembra racchiuso il passaggio, sottile e inevitabile, dall'innocenza alla consapevolezza. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio vi ha incuriosito, non perdetevi gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricordate, queste opere non vivono solo nei racconti. Vi invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.